A poche ore dalla riapertura di scuole, materne e nidi, in Veneto regna il caos. Stiamo parlando di vaccini obbligatori. Sono molti i bambini bassanesi che rischiano di rimanere fuori. La situazione è talmente delicata che venerdì l'ULSS della Pedemontana ha convocato un incontro proprio per fare un bilancio e spiegare esattamente come stanno le cose. La regione intanto studia la legge per trovare la giusta interpretazione e presenta richiesta di sospensiva. Le confermo che abbiamo e stiamo chiedendo proprio in queste ore anche la sospensiva avanti alla Corte Costituzionale in maniera tale che ci sia anche una sospensiva. Dall'altro ho chiesto un approfondimento tecnico e giuridico ai miei uffici e penso che proprio nelle prossime giornate emaneremo un provvedimento che darà un'interpretazione a questa legge, sperando di poter attenuare se non anche risolvere il problema. In che modo? Non glielo posso anticipare, però pensiamo che ci siano dei varchi nella legge che ci permettono di fare dei ragionamenti e di non essere così coercitivi. Oggi la legge vista senza approfondimenti dice chiaramente che se un bimbo non è vaccinato non può essere iscritto alle scuole dell'infanzia. Noi pensiamo che ci possano essere degli spazi per fare dei ragionamenti.